Per questo vorrei iniziare parlando dalla parte del testo che riguarda la mia provincia e la mia città Agrigento. Agrigento è nota a tutti per le sue bellezze, la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, il luogo dove sono nati Pirandello, Sciascia e Camilleri. Un luogo di storia e bellezza naturale e cultura, premiato anche con il titolo Capitale Italiana della Cultura. Gli articoli 7 e 8 sono dedicati interamente alle isole di Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento, per troppo tempo lasciate abbandonate a se stesse nel combattere i flussi irregolari dei migranti. Signor Presidente, Lampedusa e Linosa, che ho visitato moltissime volte, sono due isole bellissime che potrebbero godere dei frutti economici del turismo, ma che ahimè devono convivere con la questione migratoria. Quest'anno Lampedusa ha vissuto un calo turistico pari al 6%, alimentando e malcontento gli operatori turistici e i cittadini che sono rimasti ed investono nella propria terra. Questo provvedimento vuole proprio andare a colmare quella perdita tramite incentivi diretti agli operatori del turismo. La provincia di Agrigento è infatti una provincia a forte attrattività turistica. I dati del 2022 segnavano un più 12% rispetto ai dati pre-pandemia. In questo senso va la mia proposta emendativa in Commissione, che serve a gettare le basi per la costituzione di un aeroporto di Agrigento, una struttura strategica che andrebbe sia a colmare le distanze tra la penisola e la nostra provincia, che agevola il flusso turistico, ma anche una struttura strategica che potrebbe contribuire allo scavo del carico di passeggeri a Lampedusa. Finalmente con questa norma daremo dignità ai figli della nostra comunità, che per troppo tempo non hanno potuto investire nelle potenzialità del proprio territorio e potranno finalmente scegliere di rimanere nella loro terra senza essere costretti ad andare via. Signor Presidente, come disse Pindarus, Agrigento è la città più bella dei mortali. Per questo motivo, con orgoglio e commozione, voglio ringraziare tutti i deputati che in maniera trasversale hanno voluto sottoscrivere il mio emendamento, comprendendone così l'importanza economica e strategica.